Una gara perfetta per l'Akragas di Francesco Di Gaetano che supera il Forte Mazzara e raggiunge il terzo posto in classifica generale. La compagine biancazzurra, pur priva di alcuni uomini infortunati, ha affrontato la compagine canarina con il giusto piglio e nel primo tempo, esattamente al 21esimo, ha trovato la via del gol con il funambolo biondo, il quale si è fatto trovare pronto alla deviazione di testa su cross di La Spisa. A dire il vero, il risultato sta molto stretto alla compagine biancazzurra che ripetutamente, per almeno 4 volte, ha sfiorato il raddoppio. A scongiurare un passivo ben più pesante è stato il portiere mazzarese Cesai, bravissimo a deviare i tiri ravvicinati degli avanti Biondo, Incatasciato, Sicurella e Bulades. Di contro un Mazzara parso risultato poco pericoloso, anche grazie all'attenta difesa imperniate attorno a Cipolla, Ferrante, Giardina ed anche Licata. Ottima gara del giovane esterno Candela, una vera spina al fianco del Mazzara. Positiva anche la prova di Incatasciato, oltre la spina Cerre Sicurella. Prossima sfida, penultima di campionato, sarà sul campo dell'Oratorio Marineo. È stata una giornata importante ai fini dei risultati finali. La Nissa ha fatto Arachiri a Piandellago con il Don Bosco Misilmeni e rimane da sola in quarta posizione. Ritorna invece a successo il Canicattì di Pippo Romano e lo fa a suon di gol con la malcapitata Folgore. Nessun problema per la San Cataldese che rifila 6 reti al CUS Palermo e veleggia solitaria in vetta alla classifica. Niente da fare per il Marsala dei giovani, travolto in casa dall'Oratorio Marineo, prossimo avversario dell'Akragas domenica prossima. Questi risultati: Akragas e Mazzara 1-0, Canicattì Folgore 6-0, Marsala Marineo 2-5, Nissa Misilmeri 1-3, San Cataldese CUS Palermo 6-2. Ed ora la classifica: San Cataldese 19, Mazzara 16, Akragas 14 e poi c'è la Nissa con 11, Don Carlo Misilmeri 10, Canicattì 8, CUS Palermo e Folgore 7, Oratorio Marineo 4 e Marsala 1. Mister Di Gaetano, grande prova dell'Akragas oggi, Mazzara che non ha di fatto tirato in porta e l'Akragas che avrebbe meritato forse un risultato più rotondo. Sì, ottima disamina. Alla vigilia noi eravamo consapevoli che oggi avremmo disputato una grande partita perché abbiamo lavorato bene, siamo cresciuti sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto anche caratteriale e quindi stiamo ritrovando un po' quelle che erano le nostre qualità di inizio stagione. Della partita di oggi penso ci sia davvero poco da commentare perché siamo stati padroni, secondo me, in tutto e per tutto della partita, del campo. Abbiamo avuto 6 palle gol, il portiere è stato bravissimo, avversario. Obiettivamente non abbiamo mai subito un tiro in porta, quindi dire forse la giornata perfetta no, però così come sempre dico sono soddisfatto. Però non ci possiamo accontentare, quindi partita dopo partita abbiamo detto che stiamo crescendo e l'obiettivo noi ce l'abbiamo ben in chiaro e ce l'abbiamo fissato nella nostra mente e dobbiamo fare di tutto per poterci arrivare. Una vittoria che dà sicuramente morale per il prosieguo. Sì, ma onestamente dico ai fini della posizione finale in classifica non lo so se poi sarà determinante questa vittoria o meno, ma ripeto, noi continuiamo a dire che l'obiettivo si sposta nei triangolari, quindi anche perché obiettivamente se arrivi, cioè non puoi fare nemmeno calcoli perché se arrivi primo incontri la terza che può essere l'Akragas, il Mazzara, quindi cambia davvero poco e il fattore campo a oggi nel 2021 secondo me in tutte le categorie non cambia, quindi il fatto di poter andare a giocare fuori casa o in casa davvero non ti dà nessun vantaggio. L'unico vantaggio che ti potrebbe dare è avere il pubblico a disposizione che ti incita e che ti spinge la squadra anche, e la palla anche in rete e magari anche il pubblico, solo quello. Mister Marino, il Mazzara esce sconfitto dall'Esseneto, secondo lei è un risultato giusto? Sì, risultato giusto, l'Akragas ha meritato la vittoria.
Abbiamo regalato i primi 20 minuti all'Agrax, praticamente li abbiamo regalato. Purtroppo sai, uno pensa di fare delle cose e poi magari in campo ne vediamo altre. Poi da lì in poi ci siamo sistemati bene, ci siamo messi bene in campo, sia i primi 25 del secondo tempo, sia tutto il secondo tempo. Diciamo che il Mazara alla fine è uscito fuori. Vero che loro di contropiede, in ripartenza, potevano fare pure il 2-3-0, vero è, ma non ci dimentichiamo che pronti via Mutu si è mangiato un gol sullo 0-0, ho sbagliato, scusa, si è sbagliato un gol facilissimo, Mutu poteva fare l'1-0, sì. Poi subito dopo hanno fatto l'1-0 loro. Quello che mi è dispiaciuto tantissimo è vedere un Agragas rinunciare, un Agragas ogni minuto si mettevano a terra a perdere tempo, tutte queste storie a me non piace, poi ognuno fa le sue valutazioni. Ripeto, l'Agragas ha meritato di vincere, non è una recriminazione.